Buongiorno, buongiorno a tutti, amici, già su Periscope. Vabbè, che poi non è una cosa così anormale. Buongiorno, buongiorno, sono il vostro Elio Crociani. Non mi state vedendo ancora, ma è questione di istanti. Apparirò anch'io, modalità selfie, tenuta, scusate, disabillé, nel senso che siamo in una famosa spa, no? Spa Tower. In un certo senso, perché abbiamo una serie di trattamenti appunto di salute attraverso l'acqua, quindi spa, con un albergo con tutti i comfort, fra cui anche il ristorante gastronomico, già stellato in passato e di cui vi abbiamo già parlato. Buongiorno anche gli amici della radio che alle 9:30, ecco, alle 9:32 piuttosto che le 8:20 come da tabella di marcia, ma evidentemente oggi, non essendoci i giornali in edicola, andremo con quelli di ieri, magari anche dell'altro ieri, quando siamo appunto partiti da Milano Marittima per raggiungere in realtà l'area attorno a Bolzano, che è sia chiusa, dove eravamo ieri con lo chef in partenza per Milano a ritirare la sua Aston Martin in fibra di carbonio, che è stata praticamente tamponata, quindi a Milano l'hanno sicuramente sistemata, e abbiamo sentito quindi lo chef del Jasmine, uno chef 2 stelle Michelin, che è un po' un mio chef, ecco, detto sinceramente, anche in un certo senso, dai, diciamo, un po' mi assomiglia, non fisicamente, non in quel senso, mi assomiglia nel senso che è un one man chef, nel senso che in realtà è un cuciniere, ecco, quindi un cuoco che da solo manda avanti un ristorante con 2 stelle Michelin, da parte della famiglia, ha praticamente un albergo di categoria 3 stelle, ma devo dire con tutti i comfort, fra cui anche una bella spa che abbiamo avuto modo finalmente di provare, visto che io effettivamente conoscevo bene questa casa per via del ristorante, e devo dire ho sempre usato le camere per dormire, diciamo, dopo la cena. Ecco, e ricordo con piacere quella volta che lasciai il Vinitaly e arrivai appunto col trenino del Brennero, arrivai proprio alla stazione di Chiusa e pochi passi e mi trovai appunto in questo effettivamente albergo 3 stelle con gli alloggiati che cenavano dalle 18:30 alle 19:30 e poi dalle 19:30 in avanti partiva, diciamo, il ristorante gourmet che era come dire, notevolmente cresciuto, ecco, quindi era candidato alla stella Michelin, ottenne la stella Michelin, chiaramente poi io sono andato per questa fatidica stella e poi è arrivata anche la seconda, chiaramente anche in quel caso lì chiaramente siamo tornati molto volentieri. E quindi mi fa molto piacere che ci siano degli amici su Periscope che mi stanno seguendo. Saluto tutti gli amici della radio. Questa è un po' la storia del Jasmine, che molto probabilmente è una storia che va avanti. Sei in radio? No, in questo momento sono al Prelof, ecco, perché ieri eravamo in partenza da Chiusa, sia io che il cuoco, che appunto ieri sera era già a Milano per ritirare oggi la sua Aston Martin. Quindi dicevo sì che un po' questo chef un po' mi assomiglia, nel senso che da solo riesce a mandare avanti, insomma, un'attività come un ristorante con 2 stelle Michelin, e devo dire con anche cioè, un modo di gestire il ristorante abbastanza unico. È vero che è più facile criticare Jasmine che elogiarlo, ma io mi sento particolarmente vicino a questo ristorante. Ho capito appunto che certe volte forse è meglio risparmiare su una persona che lavora, che magari ti costa 2.500 euro, che può essere la rata mensile di un affitto di un'auto con un Aston Martin appunto in fibra di carbonio. Ecco, detto sinceramente, perché un cuoco può sostituire no, più cuochi, chiaramente è uno chef, è un capo, poi non necessariamente deve avere parecchi cucinieri. In questo caso il cuoco di Jasmine ne ha solo uno, giapponese, che ho avuto modo di conoscere sicuramente, come dicono gli arzore romagnole, gli svilt, ecco, sono svelti, ecco, quindi vanno veloci e rapidi, è quello che serve evidentemente per una gestione
che è partita familiare ma rimane familiare, perché prima c'era il cuoco e la mamma che serviva i piatti appunto in sala, e poi per la scelta dei vini chiaramente decideva il cuoco, quindi un cuoco tuttofare. Adesso invece c'è anche la moglie del cuoco, oltre alla mamma che si occupa dell'albergo. Diciamo che la situazione al Jasmine è un po' stazionaria da qualche anno, anche perché è stato il terzo ristorante in Alto Adige ad ottenere la seconda stella, e effettivamente è stato un colpo di scena un po' per tutti gli altri ristoranti che ne avevano solamente una, perché la Michelin ha deciso di premiare questo piuttosto che altri che però negli ultimi tempi comunque hanno raggiunto il traguardo della seconda stella. E possiamo dire che in Valle di Sarco abbiamo uno standard ormai assestato, tra l'altro con quest'ultima guida 2017 riconfermato ancora appunto uno standard proprio basic appunto di 2 stelle Michelin, come se fossimo a Courchevel. In realtà questi ristoranti, a parte forse il primo con 2 stelle Michelin dell'Alto Adige e per molto tempo l'unico, che è quello del Rosa Alpina, a cui si è aggiunto poi a Tirolo il Castel, ecco. Diciamo, ecco, se escludiamo appunto Rosa Alpina, che è praticamente aperto solo durante la stagione invernale o estiva, nella breve stagione estiva appunto viaggia di pari passo chiaramente con gli sciatori, ecco, quindi è una meta, devo dire, non particolarmente frequentabile, ecco, da coloro che invece dall'Austria, dalla Germania possono spostarsi per esempio in Italia attraverso il Brenner. È chiaro che se vanno a sciare, si va una settimana bianca a San Cassiano, chiaramente il problema non sussiste, però insomma diciamo il bello di certi locali è che comunque ci puoi andare, ecco, detto sinceramente, e non è che sono completi perché ci sono gli alloggiati in casa, detto sinceramente, perché magari hanno un motivo come quello appunto dello sci, che non è chiaramente da sottovalutare. Tra l'altro noi per alcuni anni diciamo d'inverno siamo andati puntualmente proprio nelle locali sciistiche dove si scia, appunto in questi ristoranti che poi in realtà hanno una stagione molto, molto breve. Poi ce ne sono capitati altri che effettivamente stanno in mezzo alla neve, ma in realtà non è che poi come dire, rispecchino questi diciamo orari di apertura, comunque giorni di apertura, che sono quelli chiaramente che vanno da dicembre ad aprile-marzo, quindi quando si va a sciare, e poi diventa decisamente da giugno ad agosto appunto per quanto concerne la stagione estiva. Ecco, c'è anche una sorta di stagione meranese, quella che è appena iniziata qui attorno a Merano, perché io in questo momento sono in Val Venosta, quindi superata Merano e quindi Lagundo e la sede della Foresta, si entra praticamente in questa vallata famosa per le sue mele, ecco, quindi dove sì, ci sono ottimi vini, ci sono vigneti un po' dovunque, ma soprattutto ci sono meli, ecco, detto sinceramente. E quindi ecco, mi trovo a Naturno, che è questa località, devo dire, particolarmente frequentata dal turismo, sicuramente quello che si reca diciamo da Pasqua a luglio appunto da queste parti, evitando magari i mesi appunto più freddi, preferiscono, come dire, fare vacanze in quel periodo, però è una bella stagione lunga. Non me ne vogliono chiaramente quelli di Milano Marittima, che invece come dire, sì, tentano di aprire appunto a Pasqua, ma in realtà il grosso arriverà solamente poi a giugno, luglio e agosto, facendo chiaramente i migliori auguri. Ecco, mi trovo quindi a Naturno, siamo tornati al Preilo praticamente un anno dopo, eravamo qua un anno fa per una stella Michelin che era arrivata, in realtà con un cuoco che aveva terminato il suo lavoro qui, ed era arrivata la stella Michelin. In realtà la Michelin, nel momento in cui doveva presentare la guida, ha convocato il cuoco era già partito per un'altra esperienza, un cuoco tra l'altro austriaco di Salisburgo, che molto probabilmente è tornato da quelle parti e molto probabilmente lavora là. Forse ha voluto fare un'esperienza lontano da casa per un certo periodo,
e molto probabilmente per lui è stato sufficiente, ma devo dire che sono parecchi i cuochi che fanno queste cose e poi tornano. E devo dire che ogni anno alla presentazione della guida comunque uno o due saltano sempre fuori, poi magari ce ne sono altri che, come dire, ancora no, non sono noti, ma potrebbero emergere prossimamente nelle nostre appunto ricerche. Ad esempio quest'anno abbiamo avuto sicuramente sul lago di Garda a Bardolino il Color Hotel, e poi con il ristorante Veranda mi sembra, e poi al Lido di Latina abbiamo invece un ristorante che si chiama Vista Mare, in un albergo di buona categoria, che anche lì ha visto partire lo chef. Tra l'altro il cuoco che ha ricevuto la stella è già praticamente in un altro albergo, è già in lista tra l'altro per una cena tra l'altro benefica che si terrà a metà maggio a Bologna, e si tratta del cuoco praticamente di un albergo a Firenze, che molto probabilmente potrebbe trasferire la sua stella, detto sinceramente, appunto in questo albergo di Firenze, che tra l'altro fa parte del gruppo di un altro famoso albergo che sta a Viareggio, che è il Principe di Piemonte, e che detiene tra l'altro le fatidiche 2 stelle Michelin. Ecco, allora noi ci troviamo qui al Preilov, che in realtà è il paradiso praticamente delle spa, dei trattamenti, delle saune, dei bagni turchi. Ecco, ce ne sono, devo dire, diversi per temperatura, ma comunque diversi, ce ne sono veramente tantissimi. Pensate che c'è un edificio che si chiama Spa Tower, dove praticamente si possono fare più esperienze di questo genere, quindi si inizia chiaramente dal pian terreno, si sale fino al quinto o sesto piano. Io ieri sera quando ho terminato appunto la mia salita mi sono ritrovato questa vista bellissima sulla natura che c'è qui attorno appunto al Preilov, quindi in quel di Naturno, e poi in lontananza si può notare questa funivia che porta praticamente coloro che amano l'avventura di montagna, possono recarsi tranquillamente in Val Venosta. Noi scusate, a parte la Val Venosta comunque abbiamo anche poi ve lo dirò, abbiamo queste montagne comunque che dividono l'Italia dall'Austria, e che devo dire sono particolarmente appunto richieste chiaramente da chi ama chiaramente innanzitutto chiaramente la natura. Tra l'altro l'anno scorso noi ci siamo avventurati in Val Senales, ecco, ci siamo avventurati da quelle parti, devo dire, il ricordo è piacevole. Quest'anno si ripete più o meno la stessa cosa, cioè siamo qui, ma domani saremo in partenza, e prima di arrivare qui a Naturno, cioè proprio alle porte della Val Venosta, fra Merano e Val Venosta, c'è una località che si chiama Foresta, di cui tra l'altro vorrei già parlarvi, perché ieri c'è stata l'inaugurazione appunto di questo ristorante molto interessante, che riguarda un cuoco che tra l'altro ha, come dicevamo prima, ha lasciato non il Preilov in questo caso, ma comunque un altro albergo della Relais Château, si chiama Castel Frasburgo, dove eravamo recentemente, dove più o meno è successa la stessa cosa, cioè, nel giro di 3 anni sono cambiati 3 chef, e poi c'è chi la stella l'ha mantenuta, c'è chi invece la dovrà riottenere, caso qui del Preilov, che però poi ne parleremo anche con il patron Carl, se non ricordo male, ne parleremo con lui, saremo qui anche domani mattina. Oggi è un'edizione, diciamo, un po' di riassunto, di recupero delle notizie dei giorni scorsi, perché per un motivo o l'altro non siamo andati in onda, anche perché domenica abbiamo letto i giornali. In realtà oggi la rassegna stampa è dei giorni dopo, quindi abbiamo già le notizie da commentare qua, che sono quelle di domenica, quindi giornata ghiotta per le notizie, ma anche giornata in cui noi, se non sono già in trasferta da qualche parte ben piazzato, non andiamo in onda. Ecco, quindi c'è stato un piccolo intoppo in autostrada che non ci ha permesso di occuparci
già domenica appunto di queste notizie che io avevo annotato prima della partenza per essere chiaramente all'ora di pranzo puntuale al ristorante 2 stelle Michelin, appunto Jasmine, di cui ieri abbiamo parlato con lo chef, di cui naturalmente sta circolando il video. Io saluto tutti gli amici su Periscope che ci stanno guardando, chiedo di non fare scherzi, ecco, perché abbiamo avuto un problema ultimamente, tra l'altro con una ragazza praticamente carina, che è anche un'albergatrice in un certo senso, di un agriturismo, ma comunque come dire, lo sappiamo, ma in realtà è un albergo con tutte le caratteristiche appunto di un buon albergo di buona categoria, che so, 4 stelle, forse anche quasi 5, che è il Condé a Predappio, fra Predappio, Fiumana e Meldor, visto che tra l'altro la famiglia Condello, che ha come dire, una parte calabra e una parte appunto meldolese, è diventata, come dire, romagnola di adozione. E quindi partirei immediatamente andando per ordine. Abbiamo localizzato quindi che ci troviamo appunto in questa bella zona dell'Italia, che tra l'altro devo dire, non me ne vogliono sempre quelli qui di Milano Marittima, è particolarmente interessante perché poi è ben attrezzata, a parte le terme chiaramente di Merano, comunque gli alberghi offrono, come qui il Prelov, offrono devo dire delle possibilità che difficilmente possiamo trovare da altre parti. L'unico posto che ci può venire in mente, che tra l'altro abbiamo anche provato l'anno scorso, tra l'altro proprio più o meno nello stesso periodo, è praticamente il Fei, che si trova a monte di Gargnano, quindi sul lago di Garda, dove sicuramente ricordiamo con molto piacere un bagno in una piscina con acqua salata, dove praticamente galleggi, ecco, quindi senza bisogno di fare assolutamente nulla. E devo dire, qualcosa del genere ho provato anche ieri sera qua, ecco. Però devo dire sono due esperienze sicuramente molto molto belle, quella del Prelov come quella delle Fei, dove poi c'è anche, a parte questi trattamenti, appunto come vedete sono in accappatoio, e qui chiaramente si può andare a pranzo così come a colazione senza nessun problema, siamo proprio in un ambiente di questo genere, come magari si vede in certi film. L'atmosfera è effettivamente quella. Allora partirei immediatamente, batteria permettendo. La cosa carina è che in camera, perché questo albergo Prelov, lo stavo dicendo prima e ora lo completo, praticamente ha ottenuto una stella in più. Ecco, quindi ha rinnovato completamente l'albergo, che aveva già una parte nuova che abbiamo provato l'anno scorso, e ora nella parte storica praticamente è stato fatto un restyling completo, e quindi abbiamo delle camere, dire high tech, come diceva mia figlia dal Mozambico via WhatsApp, è veramente poco, nel senso che avete direttamente la chiavetta USB per caricare il vostro tablet, il vostro cellulare. Sono stanze abbastanza moderne, aggiornate appunto con le esigenze dei nostri tempi, che sono anche quelli che come dire, prestano attenzione praticamente anche alla salute e al benessere a 360 gradi, ovvero che il collegamento, per esempio wifi, di notte si scollega, ecco, quindi in camera, quindi terminano le forniture appunto inutili, ecco, detto sinceramente, quindi c'è un'attenzione particolare in questo senso. Quindi una stella in più, perché siamo a 5 stelle, ad esempio se voi guardate qua nell'accappatoio, noterete che c'è scritto ci sono 4 stelle superior, c'è un simbolino in fondo che è una S, non una stella. Ecco, adesso invece sono diventate 5 stelle piene. Figo? Non sono riuscito a leggere benissimo, comunque c'era qualcosa del genere. Attenzione, ecco, attenzione, no, mi raccomando, con me potete scherzare tranquillamente, non c'è nessun problema, io sto al gioco, ma se abbiamo degli ospiti, soprattutto delle signorine, ecco, particolarmente carine, i complimenti chiaramente vanno bene, ecco, quindi non diciamo cose strane, anche perché rischiate di essere rintracciati. Io non so cosa sia successo, ma voi pensate, noi andiamo in onda da aziende
che hanno delle persone che lavorano nella comunicazione, studiano i social network nei minimi particolari, quindi noi quando andiamo in queste case, poi loro controllano, verificano, se salta fuori qualcosa che va storto, ci telefonano dicendo che chiamano i carabinieri, ecco, quindi a noi è successo così, ecco, quindi sono stati dei brutti 5 minuti e quindi chiaramente insomma non vi chiediamo non vi obblighiamo, chiaramente ci mancherebbe, siete sempre liberi di fare, io poi sono sempre quello che, come dire, evita di fare minacce del tipo vi denunciamo eccetera eccetera, però può capitare che lo possa fare qualchedun altro, perché effettivamente cioè Periscope ci dà delle buone occasioni, ecco, per andare in onda, ma poi come dire, non siamo noi proprietari appunto di questo social, e devo dire che anche capire come funziona appunto Periscope è veramente difficile, perché se cambia parecchio, se cambi anche il sistema da Android passi a iOS, molto bene, cambiano completamente le cose, magari con un sistema vedi dei commenti e invece con l'altro magari vedi le altre cose. A questo punto comunque abbiamo detto notizie dei giorni dopo, e quindi parto immediatamente con i segreti di Mar-a-Lago, la Casa Bianca del Sud, i 100 giorni di Trump. Il presidente ne ha passati 18 in Florida, che sarebbe un po' la residenza invernale. Armi, operai e niente giornalisti, così Donald celebra. Ringrazio per i cuoricini, che è un pezzo che non li vedevo, non so cosa è successo ultimamente, perché chiaramente col problema che abbiamo avuto immagino che Periscope abbia dovuto filtrare naturalmente dei commenti, e forse anche questi cuoricini che sono sempre molto graditi, che sono un po' una caratteristica di Periscope. Poi abbiamo il Papa e l'Egitto. Il Papa avrebbe detto: mi sono mosso per il caso Regeni. Rientrato a Roma avrebbe detto: campi migranti come i lager. Sale piene e film cult, la seconda giovinezza del Cinema Paradiso. Secondo una ricerca della Cattolica, in Italia le sale parrocchiali, che ora chiamano della comunità, sono 804, e noi devo dire che queste le abbiamo seguite tutte nel passaggio al digitale. Poi ultimamente ne abbiamo tenute alcune, come il San Luigi di Forlì o il Cinema San Rocco di Lugo. Poi ci sono anche i circoli Arci, ecco, non solo chiaramente le parrocchie, comunque sarebbero 804, quindi le sale parrocchiali che continuano a fare il loro buon lavoro. Hanno acquistato chiaramente un proiettore digitale, hanno fatto un investimento, molto probabilmente stanno già rientrando dell'investimento, garantiscono magari un film il sabato e la domenica come il San Luigi di Forlì, permettono appunto anche in città, quindi nelle parrocchie, appunto di vedere film in prima e seconda visione, con notevole successo, perché questo insomma è scritto nei giornali di domenica, ma come dire l'avevamo notato. Uber e i suoi replicanti a New York, sfida tra app, quindi fra applicazioni. Nella grande mela 6 compagnie si contendono autisti e passeggeri. Soliti ingorghi, ma ora un'auto si trova. Quindi evidentemente con uno smartphone tu cerchi un taxi, evidentemente puoi trovare anche un prezzo valido. Io devo dire che questa inchiesta non l'ho mai fatto, cioè non l'ho mai provato, magari ho provato, vediamo, anche Wonder Woman sarà un bel film Wonder Woman? No, grazie per avercelo detto. No, sicuramente, insomma, di film poi devo dire ne escono parecchi, ecco, poi sicuramente ci sarà anche Wonder Woman, controlleremo, ecco, quindi verificheremo su questo Wonder Woman, che già dal titolo mi sembra sia tutto un programma. No, grazie per comunque partecipare alla nostra trasmissione, anche perché abbiamo bisogno di fare spettatori su Periscope, perché ultimamente, forse per quella cosa che è accaduta a Predappio, a Condè, devo dire non siamo tornati agli ascolti a cui eravamo abituati fino a poche settimane fa. L'ultimo, devo dire, picco è stato la sera d'Urgell, dove tra l'altro voi
sapevate che eravamo in un posto dove magari si parlava spagnolo piuttosto che un'altra lingua, perché l'abbiamo verificato subito, perché poi moltissimi ci hanno guardato e ascoltato, che so, dal Messico, comunque da paesi che parlano la lingua spagnola. Anche una lingua, una posizione appunto può aiutare appunto gli ascolti, quindi essere in un posto dove si parla una lingua che è molto parlata nel mondo. L'Italia in questo senso secondo me è molto, molto svantaggiata. Qui ad esempio abbiamo dei problemi, ecco, quindi parlano quasi tutti tedesco, siamo in Italia, ma è veramente difficile trovare appunto quelli che sanno l'italiano. Addirittura il cuoco che attualmente qui in cucina al Prelof, ad esempio, visto che sto parlando qui da Naturno, è un cuoco cecoslovacco. Ieri sera abbiamo preso 2 interpreti praticamente, uno che traduceva dal ceco al tedesco, poi dopo dal tedesco all'inglese e quindi poi all'italiano, ma devo dire non è stato facile, ecco, fare una piccola chiacchierata, anche perché ieri sera c'è stato questo non problema, assolutamente, ci mancherebbe, però è una cosa che ho cercato di spiegare, che lascia un po' tutti comunque basiti se sei fuori chiaramente dall'Italia. Tutto consiste nella lasagna. La lasagna è un po' come un tortellino piuttosto che dei tortellini, perché c'è un fatto che è accaduto in Germania, tra l'altro a un grande chef come Gordon Ramsay, che ha messo in carta nel menù gastronomico, ha messo appunto una portata che si chiamava tortellini. Ne è stato portato in tavola uno. È chiaro che un cliente si è lamentato, avrebbe denunciato anni fa appunto Gordon Ramsay, un tortellino, anche se c'era scritto tortellini, ecco, perché è difficile trovare al singolare questo, chiamiamolo piatto, no? In Italia quando mai trovi solamente un tortellino, ecco, nessuno chiaramente viene da noi e in Italia va al ristorante e trova tortellino, perché nessuno te ne servirà mai uno, ecco, quindi nei ristoranti gastronomici devo dire che questi chef invece può accadere, perché le portate sono tante, effettivamente in un tortellino anche uno solo c'è tutta la grandezza appunto del piatto, se lo vogliamo chiamare così, perché per noi italiani chiaramente un po' provinciali, devo dire la cosa può sembrare un po' strana. Quindi voi immaginate quando siete in territorio tedesco e sanno che c'è un piatto che comunque piace molto in Italia, loro lo rivisitano e lo snelliscono parecchio. Cioè voi immaginate una lasagna dove praticamente c'è uno strato di pasta che sa di lasagna, effettivamente c'era la besciamella e altri ingredienti tipici appunto della lasagna, una lasagna tra l'altro appunto vegetariana che si può fare, ecco, quindi io diciamo che questo l'ho capito senza bisogno di scervellarmi. Voi immaginate uno che è abituato alla lasagna alla bolognese, che come dire si ritrova con sì il sapore della lasagna, che poi è quello della besciamella, ecco, che lo può differenziare un'altra lasagna molto nota che c'è nelle Marche, che è il Vincis Grassi, se non ricordo male, che è sempre una sorta di millefoglie di vari strati, dove chiaramente mettono del ragù di carne, piuttosto che aggiungere ulteriormente anche della besciamella, perché voi immaginate mettere della carne e poi mettere quindi il prodotto animale cioè mettere l'animale stesso e il prodotto animale, cioè mettere il latte, non dico dello stesso, però comunque quasi, ecco, quindi che è un altro errore, tra l'altro a livello di culture gastronomiche, culture internazionali. È un gravissimo errore. In Medio Oriente, come dire, non si mescolano appunto gli animali ai loro prodotti, molto, molto importante. Ci sono quindi ecco dei passaggi, immagino, o non so se del Corano o comunque della Bibbia, che come dire ti indicano che è meglio non farlo, decisamente. Non c'è bisogno di essere né macrobiotici né vegani, perché effettivamente anche mescolare le proteine è comunque negativo, meglio evitare, quindi è sempre meglio togliere un ingrediente, come dicevamo, che aggiungerlo, e quindi è meglio mangiare una cosa piuttosto che molte, quindi nutrirsi con quella cosa lì oggi, domani magari appunto cambiare, sicuramente è sempre meglio. E torniamo a quello che stavamo leggendo e commentando. Parlavamo di Uber, parlavamo appunto del fatto che si può prenotare tranquillamente non solo un albergo ma anche un taxi, oppure non è che si può prenotare solo un taxi, si può preparare anche un albergo, una stanza appunto in un appartamento per spendere meno.
Una holding per Italy, così ci prepariamo alla sfida della borsa. Entro 18 mesi la quotazione, fatturato in crescita, arriverà a 500 milioni, quindi Italy è, secondo me, la famiglia Silvestrini è attualmente, diciamo, proprietaria con dei soci di Unieuro. Secondo me sta cercando di metterci le mani sopra, poi magari Farinetti, sappiamo, riesce sempre a inventarsi qualcos'altro di nuovo. Future Film Festival dal 2 al 7 maggio a Bologna, quindi decisamente da oggi parte questa manifestazione che ho avuto modo di seguire nelle prime battute, questi film che riguardano chiaramente il cinema di animazione, ma devo dire ormai l'animazione è presente un po' in tutti i film, diciamo, blockbuster. E poi cosa abbiamo? Rubati vini di pregio per 750.000 euro, 7 bancali di bottiglie di valore di proprietà di una forlivese e del suo socio di Borghi, sparite dal deposito di Viserba. Questa notizia l'abbiamo letta così, in realtà c'è un'altra versione che arriva dalla cronaca di Cervia Milano Marittima, se vogliamo, che è la zona da cui io sono partito per approdare qui in provincia di Bolzano e dove ritornerò domani sera. Poi cosa abbiamo? Abbiamo giornata internazionale UNESCO del jazz, quindi domenica Roy Paci Ottolini con una dedica speciale al padre del blues William Handy, tribute. Questo è avvenuto a Russi per Crossroad, che poi ha date un po' in tutta l'Emilia Romagna, sta girando e arriverà pesantemente, forse è già arrivato, a Ravenna per Ravenna Jazz, che io seguirò nel concerto con Billy Cobham fra una decina di giorni, forse più. Poi abbiamo Nat King Cole, invece è stato omaggiato ieri, 1 maggio, con Petretti, Bosso e Italian Jazz Orchestra. Questo è un appuntamento, ormai è un classico, ho avuto modo anche di seguire in passato facendo anche dei video, quindi un servizio in quel di Forlì al Teatro Diego Fabbri, quindi l'appuntamento del 1 maggio con questi musicisti che sì, fanno parte di Crossroad, ma poi devo dire riescono anche a gestire loro buona parte degli spettatori, che è un bene, anche perché l'organizzazione, l'ufficio stampa quindi di Crossroad chiede una prenotazione appunto per lo spettacolo un mese prima. Intanto è arrivato il menù gourmet che verrà servito questa sera, praticamente qui dietro a me c'è la sala molto bella, appunto gourmet, di questo grande ristorante che fa una mezza pensione, pensate, con 7 corse. In realtà le prime 2 sono al buffet, poi arrivano 3 portate servite che arrivano dalla cucina, vengono quindi servite, sono 3 piatti appunto che possono essere scelti da questa carta, chiaramente se mangi carne, pesce o sei vegetariano, chiaramente ci sono varie possibilità, e poi si ritorna al buffet con i formaggi e con i dolci, ed ecco che quindi sommando le 4, le 2 più 2, le 2 all'inizio degli antipasti, le 2 alla fine di dessert che comprendono formaggi e dolce, come dire, se le contate sono 7, ecco. Bene, poi andiamo con vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo detto di Nat King Cole, quindi omaggiato ieri a Forlì. C'è un Ferrari Show, 2 rosse in prima fila, non capitava da 9 anni, a proposito del Gran Premio in Russia. E poi lo stipendio non è uguale per tutti, ricchi a Bolzano, ne abbiamo parlato ieri con lo chef, perché si parla di quasi 1.500 euro in media appunto nella provincia di Bolzano, con qualche lamentela da parte dei bolzanini, perché effettivamente non è come in Svizzera che guadagni il triplo, quindi guadagni il 50% in più, facendo una media appunto della provincia di Bolzano. Poi ci sono questi ristoranti gastronomici che effettivamente come dire, propongono un'ottima cucina che chiaramente non può essere gratis, ecco, detto sinceramente, e quindi sì, il livello è alto grazie al fatto che molto probabilmente c'è un potere d'acquisto buono. E poi abbiamo detto sì che lo stipendio non è uguale per tutti, ricchi a Bolzano, poveri ad Ascoli. In Alto Adige la paga media è da 1.476 euro, poi ci sono quelli che ne guadagnano chiaramente 2 o 3.000, magari quelli che ne guadagnano 1.000.
al mese, invece nel Piceno si parla di 925, che sarebbe il minimo. Il PD chiama alle urne il suo popolo ma rischia il flop. Infatti abbiamo i dati praticamente di ieri di Renzi, che chiaramente ha fatto felice mia mamma, che si è tirata su parecchio, quindi devo dire mi fa piacere che per Renzi sia andata bene, perché almeno la mamma un po' si è ripresa dai dolori che chiaramente attanagliano le persone oltre gli 80 anni come mia mamma. Ecco, tanto per intenderci, si parla comunque di 2 milioni che sono andati alle urne. Poi, tutti in attesa di conoscere il nuovo segretario PD, quello lo sappiamo già. Allora, cosa servono queste primarie? A sapere se le urne si avvicinano o si allontanano. Quindi la vignetta di Castellani dal resto del Carlino di domenica scorsa. Abbiamo anche i giornali di ieri, qui al Preiloff a Naturno abbiamo sia il Corriere della Sera che Repubblica, che sono arrivati praticamente oggi, perché qui c'è un edicolante che apre alle 8, quindi i giornali arrivano praticamente alle 8, un quarto, 8 e mezza. Prima ne avevano un altro, adesso hanno questo che a un'edicola si permette di aprire piuttosto tardi, forse perché a Naturno in realtà, come dire, sì, ci sono gli abitanti di Naturno, ma soprattutto ci sono questi alberghi dove comunque abitano molte persone, soprattutto in questo periodo, visto che la stagione diciamo meranese si è aperta con la Pasqua. E poi abbiamo soldi o mettiamo online le serie TV, il ricatto quindi degli hacker a Hollywood, da Netflix a Fox. Colossi nella rete, episodi già inediti già su internet. Poi abbiamo la carità e l'unico estremismo, il Papa, schiaffo ai fondamentalisti, concluso il viaggio in Egitto, meglio atei, avrebbe detto il Papa, che credenti ipocriti. Se lo dice il Papa. Poi Bologna, che tu sia benedetta, dice Fiorella Mannoia, canto per l'esigenza di ascoltarmi, quindi Fiorella sarà martedì, quindi questa sera, e poi anche il 27 all'Europa Auditorium a Bologna, mentre invece a Cervia si esibirà il 29 luglio, immagino che qui sia sempre Willy Sintucci che si occupa appunto della cosa, sia a Bologna che in provincia di Ravenna. E poi ancora, vediamo ancora, uomini e donne tutti sulle punte, così vale il nuovo femminismo, in scena Monte Carlo l'ultima coreografia della Chouinard, direttrice della Biennale. Quindi arriva questa notizia da Monte Carlo, dove effettivamente c'è una grande attività sia operistica che di balletto, e il motivo è la presenza appunto del personaggio particolarmente noto in Italia per la Biennale, chiaramente di Venezia. Quando dici Biennale dici praticamente Venezia, ma è sempre meglio specificare, ecco, perché non è detto che non ci siano altre biennali, ci mancherebbe. Poi abbiamo le case franche, sono realtà, inaugurato il villaggio di San Martino in Villafranca, un sistema di coabitazione che può diventare un modello. Tra l'altro io quando vi parlo di queste cose mi viene in mente quella volta che andai a vedere ad Auroville in India, in questo paese, in questo posto decisamente francese che si trova dalle parti di Madras. E mi ricordo che come dire, effettivamente l'esperienza fu molto molto bella, perché appresi che in questo posto praticamente non usano il denaro, quindi diciamo le famiglie che abitano appunto queste case di Auroville praticamente fanno degli scambi, quindi non usano il denaro. E molto probabilmente partendo da questo concetto, questa signora, che mia moglie essendo del posto mi diceva, questa signora conosce Auroville, e quindi molto probabilmente ha voluto creare, non dico qualcosa di simile, ma qualcosa che comunque può ricordare Auroville. Dalla cantina rubano 2000 bottiglie, all'antiquario resta l'amaro in bocca. Portati via al proprietario cervese vini pregiati per 750.000 euro. Stiamo parlando di Cosimo Cazzato, che evidentemente ha degli interessi nel Riminese come nel Forlivese, a quanto sembra, e anche nel Ravennate. Cosimo Cazzato aveva 3 Romanée Conti, così per darvi
qualche numero, poi chiaramente bottiglie di Masseto, Petrus, Sassicaia e chiaramente tanti altri. Non si tratta comunque di un commerciante di vini, ma semplicemente un antiquario che evidentemente aveva anche, come dire, antichi vini, ecco, che chiaramente si mantengono molto bene e se poi sono una certa annata magari valgono di più, fa sempre parte anche dell'antiquariato questo. Poi il Papa dice che è preoccupato per Regeni, c'è un'iniziativa della Santa Sede, per quelli che chiaramente si lamentavano. Mi chiedono di cosa sto parlando delle notizie dei giorni dopo, nel senso che questi sono i giornali di domenica, abbiamo letto prima di partire a raggiungere la provincia di Bolzano, dove ieri eravamo in diretta con lo chef 2 stelle Michelin del Jasmine e oggi invece siamo qui per la nuova quinta stella all'albergo, che ha sì, un buon ristorante indubbiamente, anche qui hanno cambiato chef negli ultimi 3 anni, però sicuramente, come dire, c'è la stella in più come albergo, è stato completamente rinnovato, abbiamo, devo dire, delle camere decisamente attuali, particolarmente design, diciamo che il bagno di una volta era quello dove c'è la doccia, la vasca da bagno, il lavandino, il bidet, il water, non so, il WC, ecco, tanto per intenderci. Adesso le cose sono un po' cambiate, perché tu dormi in una camera dove c'è praticamente chiusa dentro il vetro, c'è una doccia, e poi i servizi invece sono chiusi chiaramente dall'altra parte. L'ideale sarebbe avere anche una finestra, chiaramente, dove c'è appunto la tazza, ma come dire, sembra chiedere troppo, anche perché effettivamente questo formato delle camere praticamente permette chiaramente di mettere il bagno in fondo, diciamo poco distante dalla porta dove si entra, chiaramente non può esserci una finestra, ecco. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo detto, cosa abbiamo detto? Dalla cantina sì, ne abbiamo parlato, il Papa l'abbiamo ribadito, poi Ferrari Show a Sochi, prima fila tutta rossa, nel Gran Premio di Russia Vettel parte in pole, quindi davanti a Raikkonen, non succedeva da 9 anni, questa è una notizia chiaramente di domenica mattina, prima del Gran Premio. Erdogan blocca anche Wikipedia, fa campagna contro la Turchia, sospesi 4.000 dipendenti pubblici. Gang invece dei vegetariani all'assalto dei macellai per salvare le sacre vacche dell'India, quindi la sacre vache, ecco perché in realtà l'hanno scritto abbastanza in francese, per salvare la sacre vache dell'India. E quindi una notizia che arriva appunto dall'India, perché effettivamente pensare a una gang di vegetariani che fanno cose del genere, insomma, penso sia un po' prematuro, insomma, da noi in Occidente, dai, detto così, molto, molto velocemente. Qua invece abbiamo, scusate, l'ora, no. E ora tutti in passerella, nasce il red carpet da Rapallo a Portofino, quindi un tappeto rosso, un percorso di 8 km unico al mondo, così siamo entrati nel Guinness dei primati, ci dicono appunto da quelle parti, quindi in Liguria. La Francia dice sì all'etichetta semaforo e l'Italia protesta, rischio l'export dei prodotti DOP. L'extravergine, nonostante i benefici, avrebbe il colore rosso, cioè hanno messo il semaforo e avvertono insomma che molto probabilmente è un alimento che è pericoloso, non so per quale ragione, detto sinceramente, posso capitare delle cose del genere, perché chiaramente per noi italiani come dire, cioè ci mettiamo a ridere, detto sinceramente, ma purtroppo il problema a livello internazionale comunque c'è. Vorrei chiudere. Dobbiamo chiudere, anzi, sono le 10:14, mi hanno portato il menù di questa sera, ci diamo appunto un'occhiata per cercare di capire cosa si potrà apprezzare questa sera, anche perché ieri sera ho provato il ristorante degli alloggiati, era una mia richiesta che avevo già fatto l'anno scorso, infatti sono tornato, ma è anche interessante vedere come se la cava questo chef nel ristorante appunto gourmet. E quindi sì, abbiamo una carta che propone questo menù e anche dei piatti invece che si possono scegliere con il relativo prezzo. Quindi il menù di degustazione di questa sera
Sarà un viaggio buon gustai tra l'Alto Adige e tutto il mondo, con un amuse-bus molto probabilmente sorpresa, e poi abbiamo come antipasto abbiamo dell'astice, avocado e agrumi. Nella zuppa abbiamo vaniglia, aglio fermentato, pastinaca è scritto così, non so se l'hanno tradotto da un altro termine. Poi nei primi piatti abbiamo la capasanta, carota, tropeolo, oppure si può scegliere fra cervo della Val Senales, canapa biologica, funghi di faggio. Quindi nei primi piatti si può scegliere fra carne e pesce. Poi abbiamo un sorbetto, nei secondi piatti c'è del rombo, curry rosso, zenzero, oppure si va sulla carne, il blu alpino, aspargo di Terlano, aglio orsino. Nel formaggio abbiamo invece il Klasn con pera, sciroppo di germogli di abete, e come dessert abbiamo il frutto della passione, cioccolato Varrona e peperoncino, dei petit four finali per un prezzo di 98 euro a partire da 2 persone. Il sommelier è un po' il factotum, anche il maître, il restaurant manager, che mi ha portato tra l'altro questo menù, Mattias, che consiglia eventualmente anche dei vini con il suo gusto. Ecco, devo dire che non è male, anche se non è il mio gusto, ecco, detto sinceramente, non è che ci siamo messi a litigare, anzi io poi nei ristoranti diciamo sopporto parecchio, perché voglio allargare chiaramente la mia cultura anche sui gusti di altri, però non esageriamo, ecco, quindi c'è un limite a tutto. Ci sono anche dei consigli alla carte, che sono l'antipasto astice, avocado, agrumi, che va a 28 euro. Nelle zuppe abbiamo pastinocca, vaniglia, aglio fermentato, 14 euro. Nei primi piatti abbiamo la capasanta di prima, carota, tropeolo a 21 euro, e il cervo della Val Senales, canapa biologica, funghi di faggio a 20 euro. Nei secondi piatti abbiamo il rombo, curry rosso e zenzero a 33 euro, il bue prima forse ho detto blu, il bue alpino, aspargo di Terlano, aglio orsino a 36 euro. Per il formaggio il Klasdan, pera, sciroppo di germogli di abete a 16 euro, quindi si possono scegliere anche i piatti appunto dalla carte e chiaramente optare per meno portate. E per il dolce, frutto della passione, cioccolato Varrona e peperoncino. Poi vedremo stasera se proveremo alcuni di questi piatti nella sala, tra l'altro molto interessante, perché devo dire che da queste parti c'è uno standard molto alto per gli alloggiati, quindi non c'è in realtà quella divisione fra gastronomico e appunto ristorante per gli alloggiati che cambiano menù tutti i giorni. Non c'è questa cosa, anzi sembra quasi l'inverso, sembra quasi che il ristorante sia più piacevole, appunto con servizio migliore appunto per gli alloggiati, che nella piccola stiube. Tra l'altro questa è una stiube moderna, è una stiube, ma una stiube diciamo di questi anni, e quindi non c'è più niente delle vecchie stube. Ok, con questo è quasi tutto, visto che abbiamo ancora un po' di batteria. Io vi vorrei parlare invece di un altro ristorante che sta fra Chiusa e qui, quindi sta fra Merano e qui dove mi trovo a Naturno, ecco, che forse è un po' più reale, perché diciamo che da Bolzano a Chiusa c'è una ventina di chilometri, poi molto probabilmente un'altra ventina da Bolzano a Merano, e fra Merano e Naturno c'è sicuramente comunque Foresta, cioè la sede della Forst, che regna chiaramente in Alto Adige, con ristoranti, pub, chiaramente hanno un'insegna di questa birra, ed è un'azienda che si permette appunto di fare un ristorante gastronomico e affidarsi a uno chef che tra l'altro si chiama Luis. Non saranno tantissimi gli chef chiaramente capaci, meritevoli di stella, che portano questo nome, ma molto probabilmente ne hanno trovato uno, perché poi in realtà si tratta della Stube di Louise, la Louise Stube, quindi c'è oltre a Louise c'è anche un L finale. E quindi Louise Haller, che aveva la stella Michelin al castello di Strasburgo, che poi l'ha mantenuta con altri chef, e speriamo la mantenga anche quest'anno con il cuoco Bellia, che è appena arrivato. Questo chef, che aveva lasciato l'altro anno appunto il castello di Strasburgo per preparare questo ristorante, che è aperto ieri. Oggi praticamente non è aperto, perché aprirà solamente giovedì, venerdì, sabato e domenica, con anche delle camere disponibili tutti i giorni, proprio di fianco alla fabbrica della Forst, quindi la sede centrale a Lagundo,
comunque località foresta, che è località Forst, tanto per intenderci, dove tra l'altro oltre al ristorante gastronomico, questa Stube molto bella perché è un edificio che era già stato ristorante, che è rimasto chiuso per un certo periodo di tempo e che devo dire è particolarmente piacevole. Vedrete che diventerà uno dei ristoranti non solo buoni da mangiare, visto lo chef, ma anche belli proprio da vedere. Ecco, io ho già avuto modo di fare delle foto, sono passato in anteprima, sarò tra l'altro a pranzo non nel ristorante gastronomico domani, e poi successivamente tornerò per provare il ristorante gastronomico, di cui tra l'altro qui ho una carta, ecco, anche di questo menù che costa comunque per 4 portate si parla di 94 euro, 5 portate diventano 102. Ad esempio ieri nella giornata di apertura, perché poi il ristorante riaprirà quello gastronomico giovedì, mentre invece rimane operativo il bistrò, ecco, che non è quello già attivo e che funziona, diciamo, nella vicina casa madre appunto della Fosta. È un ristorante che fa un certo numero di copperi tutti i giorni, che sono centinaia e centinaia, e quindi è un ristorante particolarmente frequentato, anche perché la birra effettivamente è un prodotto molto popolare, la birra in bottiglia appunto della Fosta, però come dire, nella casa madre si possono permettere anche di fare un ristorante, anzi dei ristoranti come dire di un certo livello, e sicuramente insomma non hanno neanche sbagliato. Ad esempio nella Louisle Stube ieri c'era la verdura primaverile su astice con polline di miele e terra d'olive, oppure si poteva scegliere si poteva optare per un soffice di fegato d'oca con brioche al forno e rabarbaro. Quindi c'erano 2 alternative, una di pesce e una di carne, poi si passava a taglierini di caruba, mi sembra di leggere, su ceci e speck del contadino. Anche qui l'alternativa, ovvero ravioli di baccalà su bietola, mandorla e limone candito. Quindi qui per le prime 2 portate abbiamo sia carne che pesce, vegetariani chiaramente a casa, ecco, sicuramente i vegetariani si inventano qualcosa al momento, e poi un confit d'uovo di campagna con branzino su topinambur ed aneto, e quindi questo invece è un piatto che lo devono mangiare anche i mangiatori di carne piuttosto che di solo pesce. E poi sella di cervo su Forst Sixtus con grano di saraceno croccante e lappone, che poteva essere alternato invece a un'altra carne che è il bue di malga dell'Alto Adige con noce di cirmolo, mi sembra di leggere, e radice di prezzemolo. Quindi per il piatto principale praticamente che poi i piatti nel menù gastronomico, i piatti principali sono 2, uno di pesce e uno di carne. Chi vuole chiaramente farli tutti e 2 di carne può scegliere, mentre invece su quello di carne ci sono 2 alternative. Ecco, quindi non so cosa mi faranno, ma molto probabilmente si inventeranno qualcosa anche in questo caso per farmi fare un'esperienza gastronomica, e molte volte, come dire, un piatto potrebbe saltare. E poi abbiamo una matcha tè con kiwi e champagne, oppure tartufo al cioccolato congelato al tabacco e mirtillo. Questi 2 dessert del menù di ieri. Vi dicevo delle 4 portate a 94 euro o le 5 a 102, con un accompagnamento di birra Forst. Quindi evidentemente la birra la mettono gratuitamente, chiaramente diciamo la Forst, oppure con accompagnamento di vino, 4 bicchieri a portata, no scusate, un bicchiere a portata, no, perché è scritto con un carattere diciamo corsivo, che non sono compresi. Chiaramente chi vuole bere vino chiaramente deve pagare qualcosina in più rispetto a un centinaio di euro di cui vi ho appena parlato. Bene, vedo che mi hanno già staccato la linea, appunto, cioè già saltato il collegamento con la radio, perché è terminata la batteria, mentre invece con gli amici di Perisco stiamo andando bene, comunque ce l'abbiamo fatta, e quindi noi ci sentiamo, non dico più tardi perché
oggi andiamo in piscina, perché ieri è stata una giornata, devo dire, cielo coperto, di pioggia, mentre oggi le previsioni davano bel tempo e quindi potremmo, come un anno fa, essere a bordo piscina, prendere il sole e fare questi trattamenti che sono nelle vicinanze della piscina piuttosto che nella Spa Tower qui al Predloff, dove è arrivata quindi una stella, non quella per il ristorante già ottenuta l'altro anno, ma quella appunto dell'hotel, che da 4 stelle a 4 stelle superior ora è passato a 5 stelle. Quindi grazie per la buona giornata, noi ci sentiamo chiaramente domani mattina alla buon'ora, sicuramente saremo puntuali per le 8:20, vedremo appunto il patron qui del Predloff se ci concederà chiaramente l'intervista e ci parlerà appunto di un po' tutto quello che è appunto avvenuto qui al Predloff nel giro di un anno, con una chiusura tra l'altro a metà novembre fino a poco prima di Pasqua. Quindi diciamo che la zona del Logge, che poi è quella dove io mi trovo in questo momento, dove sono anche i ristoranti, qui poi sopra ci sono queste camere completamente rinnovate, quindi si arriva al Predloff, c'è una nuova diciamo reception, quindi quando si arriva con l'auto praticamente si parcheggia massimo 10 minuti di fronte alla reception e quindi poi chiaramente consegni le chiavi della macchina, la macchina viene parcheggiata chiaramente nel posto abbinato appunto alla camera, scaricano chiaramente tutto il bagaglio e tu chiaramente entri in questa sorta appunto di paradiso. Quindi questa è un po' una novità per chi conosce già il Predloff, perché in realtà prima tu arrivavi in questo posto dove c'era scritto che sì, potevi parcheggiare ma dovevi salire alla reception e quindi poi dire che eri arrivato eccetera eccetera e poi chiaramente parcheggiare l'auto. Adesso devo dire è tutto a vista, ecco, quindi la reception è stata spostata al piano inferiore, sono tutti appunto gli uffici, mentre invece dove c'era la reception prima, come dire, non c'è più nulla, si è allargato quindi lo spazio, mi sembra, al ristorante, se non ricordo male, e quindi sì, abbiamo apprezzato la pensione 3/4, è una cosa che va molto qui in Alto Adige, nel senso che dopo aver fatto una ghiotta colazione, dalle 14 in avanti viene servito fino alle 17, viene servito un light lunch, diciamo a buffet, quindi si può approfittare dei tavoli del ristorante, quindi trovare tutto a buffet. C'è anche una pasta che viene preparata a mo' di show cooking da uno chef. Ieri c'erano scusate, delle orecchiette, se non ricordo male, fatte con mi sembra della panna, e oggi naturalmente ci sarà qualche cos'altro e quindi poi magari domani ne parleremo, e quindi c'è diciamo questo insomma pranzo in attesa poi la sera di cenare. Ok, a domani, buon maggio.